prima domanda. Chi è lei? Noi siamo a Apicoltura Bisero Valentina, in Strana, Treviso, no? Abbiamo un'esperienza trentennale, quarantennale, perché è una tradizione di famiglia ancora che va avanti almeno di 100 anni, forse anche più. No, vendiamo i prodotti nostri perché non facciamo i commercianti, vendiamo solo e esclusivamente i prodotti tipici veneti e non neanche altre regioni. No. I nostri cavalli di battaglia che proprio che il nostro prodotto è un prodotto che curiamo nei minimi particolari, tutta roba di qualità, che facciamo concorsi nazionali e regionali che non faccio vedere anche praticamente i premi e i riconoscimenti. No. Poi abbiamo anche una medicina alternativa che è propoli, arnia, siroppi, che è roba su tutti i prodotti nostri naturali e confezionati da noi. L'azienda agricola di Brentagnuno, da Sant'Andrea di Povegliano, siamo qui da vicino, non facciamo tanti chilometri, è da tanti anni, più di 30 anni che lavoriamo di frutta, un po' di verdura. Siamo partiti col Farm Market, siamo partiti a Treviso per prima, Treviso va bene, siamo contenti, non ci possiamo lamentare per la clientela, e da Ponzano non è da tanto, siamo partiti da giugno. Sono un piccolo produttore agricolo di verdura, abito a Povegliano, Sant'Andrea di Povegliano. Siccome mi è stato chiesto di partecipare a questi mercatini, io ho colto l'occasione, anche poter più vendere a casa, e vendo il mio prodotto. Siamo una società agricola, Col dei Roveri, a Nerviso della Battaglia. Siamo qui per far conoscere i nostri prodotti, visto che coltiviamo in collina, su un posto si può dire super biologico, perché non ci sono campi di mais e di meli, perciò non ci sono tanti trattamenti e perciò la verdura è più buona, più saporita e viene raccolta il giorno prima per portarla il giorno dopo, perciò è fresca e la gente si trova che gli dura anche di più quando compra da noi. Io mi chiamo Graziella Tornella, sono titolare di un'azienda agricola qui di Merlengo di Ponzano, faccio esclusivamente radicchio e asparagi. Ho cominciato da 2 settimane a fare questo farmer market, ne faccio già uno a Treviso dall'anno scorso, comunque vendo solo il periodo quando ho il prodotto. Allora, sono Andrea della società agricola Monteverde, vengo da San Zenone di Azzolini, abbiamo una stalla di vacche da latte, prevalentemente brune, che sono quelle grigie per intenderci, e facciamo un latte di alta qualità e da 10 anni abbiamo cominciato a far formaggio nella nostra azienda solo col nostro latte, non usiamo conservanti, le nostre vacche non mangiano mangimi, mangiano solo materie prime certificate no OGM. E andiamo a vendere solo e esclusivamente al consumatore diretto. C'è qualche turismo che viene a comprare, comunque la nostra attività si fonda sulla produzione e la vendita al consumatore. Facciamo circa 13-14 tipi di formaggi in azienda e inoltre abbiamo piccola produzione di salumi da maiali allevate allo stato brado. Alimentati anche quelli naturalmente solo con materie prime e il siero del nostro latte. Allora, la nostra azienda è un'azienda vitivinicola, quindi tutta produzione di casa. Io collaboro nell'azienda perché è stato del nonno, poi di mio suocero, di mio marito, adesso è il figlio che si è insediato, ma io ho sempre collaborato perché sono da 40 anni che sono insediata nell'azienda, quindi partecipo attivamente a questa attività. Portiamo i nostri prodotti qui a Ponzano perché penso che sia una piazza anche molto buona, dovrebbe essere, non è stata tanto pubblicizzata, ma comunque adesso speriamo che eventualmente possa prendere piede e facciamo anche altri mercati, facciamo il mercato quello di Fiera che
Piazza Donatori del Sangue. Anche lì tutti i clienti si trovano bene perché hanno provato i nostri prodotti, a parte che chi vuole può venire anche nella nostra azienda perché abbiamo l'enoteca, la degustazione, eventualmente si può assaggiare qualcosa con il vino tutto di nostra produzione, perché abbiamo tante qualità di vino, ce ne sono 10-12. Allora, mi presento, sono Fedalto Alberto, contitolare assieme al fratello e al papà di un'azienda agricola nata nel 1969 a Pinto di Treviso, come produzione di suini per il prosciutto di Parma e San Daniele. Col passare degli anni sto mercato iniziava un po' anche sul nostro settore a cadere e noi abbiamo deciso, visto che avevamo un prodotto di alta qualità, di puntare la vendita e la trasformazione dei nostri prodotti. Qui abbiamo aperto uno spazio di carni fresche e salumi senza conservanti, ribadisco sempre perché è una cosa molto importante. E niente, siamo partiti con questa attività assieme alla mamma, proprio a conduzione familiare e via, e ci siamo messi a fare questo lavoro. Posso dirlo con soddisfazione, primo, e anche con la gente che vediamo che si è contenta, insomma, perché trova un prodotto fresco che al giorno d'oggi è quasi una roba, vedo, impossibile a reperire sul mercato. Niente, cosa posso dire? Dopo l'azienda ho iniziato a fare anche i mercati settimanali, sia farmer market che mercati rionali classici. E niente, pian pianino, un po' alla volta si fa. Questa è la floricoltura Pilon, siamo a Casale, abbiamo 2 punti vendita, uno aperto da 4 anni e uno aperto da 1 anno. Facciamo piante, abbiamo fiori, sia di sera che da giardino, tanti tipi di piante, varietà, tanti prodotti locali. Cercate di fare anche autoproduzione? Facciamo produzione nostra, tutte piantine piccole, magari facciamo anche talee, piante da siepe, si possono fare anche quelle cose lì. E fate mercati così come questa funzione? E mercati facciamo solamente il venerdì qui a Ponzano e il sabato mattina a Treviso, in zona fiera. Allora, io sono Sara Rossi, sono coadiuvante dell'azienda agricola di mio papà, Rossi Giosuè, e siamo qui di Ponzano, quindi giochiamo in casa, siamo autonomi. Noi abbiamo un'azienda di ortaggi, forse un giorno riusciamo a fare anche un po' di frutta adesso. L'azienda è nuova per questo settore, quindi siamo tutto in principio adesso. Speriamo che un giorno ci sia anche qualcos'altro, così da aumentare la produzione e anche la varietà del prodotto. E niente, qui a Ponzano il mercato c'è da poco, però speriamo che si sviluppi un po' di più, che venga un po' conosciuto anche dalla popolazione, dai cittadini qua di Ponzano.